Una notizia che promette di scuotere il retroscena del mercato dei trasferimenti. Siamo tornati con informazioni molto scottanti su un possibile affare che coinvolge uno dei più grandi talenti del Napoli. Prima di tuffarci nei dettagli, non dimenticate di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti gli aggiornamenti esclusivi. Ora passiamo alla notizia. Kvicha Kvaratskhelia, la stella georgiana che ha deliziato i tifosi del Napoli nelle ultime stagioni, sembra avere i giorni contati in azzurro. Secondo fonti attendibili in Inghilterra, il Liverpool si sta muovendo seriamente per assicurarsi il giocatore la prossima estate. Il club inglese avrebbe già inviato una proposta ufficiale che include un grande nome e una somma di denaro significativa. L'offerta iniziale presentata dai Reds è di 50 milioni di euro, più il passaporto di Federico Chiesa, che attualmente milita nel Liverpool ma è desideroso di tornare in Italia. Chiesa, vecchia conoscenza del tecnico Antonio Conte, è considerato il rinforzo ideale per la squadra partenopea. L'affare, se realizzato, avrebbe un valore complessivo stimato in 70 milioni di euro. La proposta di coinvolgere Chiesa nell'affare è strategica, in quanto il Napoli avrebbe l'opportunità di portare un giocatore di provata qualità, sostituendo direttamente Kvaratskhelia, e di assicurarsi comunque una somma consistente da investire in altri settori della rosa. Per di più, il georgiano è già stato avvicinato da emissari del Liverpool, che è ricettivo all'idea di giocare in Premier League. Anche se l'offerta sembra allettante, il Napoli non ha ancora risposto ufficialmente al Liverpool. La decisione finale dipenderà da diversi fattori, tra cui la valutazione di Chiesa da parte di Conte e le eventuali altre offerte che potrebbero arrivare per il numero 77. Anche altri giganti europei stanno tenendo d'occhio la situazione, il che potrebbe intensificare la concorrenza per il giocatore. E voi, tifosi, pensate che questo scambio sarebbe vantaggioso per il Napoli? Federico Chiesa sarebbe il sostituto ideale di Kvaratskhelia? Lasciate la vostra opinione nei commenti e continuate a seguire i nostri aggiornamenti per non perdere nessun dettaglio di questo affare che si preannuncia come uno dei più importanti del mercato dei trasferimenti.